Salve a tutti, anche oggi parliamo della Riviera del Brenta e in particolare dell'idrovia, un'opera di cui proprio recentemente, la settimana scorsa, è stato stanziato 1 milione di euro per il progetto preliminare, quindi insomma diciamo che si sta sempre più concretizzando l'idea che forse l'idrovia potrebbe anche diventare una realtà, un'opera di cui si parla da decenni. È con noi Marino Zamboni, che è il presidente del comitato Brenta Sicuro. Grazie Marino Zamboni. Allora, nella puntata di ieri abbiamo parlato appunto di che cosa significa avere un'idrovia, che è una valvola di sfogo per i fiumi nel momento in cui raggiungono le piene nella zona di Padova, diciamo, e poi però una valvola di sfogo e quindi eviterebbe di allagare la zona della riviera, ma non salverebbe soltanto la riviera, ci sono anche altre zone che potrebbero venire salvate dall'idrovia. Beh certo, abbiamo l'intera Sacisica che è molto bassa come livello, per cui verrebbe salvata da questa grande opera. E poi abbiamo una parte della bassa padovana che va verso Este e Monselice, quindi le zone che sono diciamo in quest'area. E quindi un bacino di circa 500.000 di persone, di numeri veramente importanti. Ecco, zone che nel 1966, quando c'è stata la grande alluvione e l'acqua grande famosa a Venezia, erano di fatto solo campagna, quindi non hanno danneggiato più di tanto se non i raccolti. Invece se venissero allagate ora non distruggerebbero soltanto i raccolti, ma ben di più. Certo. Beh, è indubbio che i danni, che abbiamo ingentissimi danni, perché sono stati calcolati in 400 miliardi di lire, nel 1966, sarebbero esponenzialmente maggiori oggi. Oggi abbiamo delle zone artigianali per ogni frazione praticamente. Abbiamo la zona industriale di Padova che nel 66, dicevamo nello scorso intervento, era molto piccola. Oggi sì, ecco, invece... Vediamo le immagini del Brenta quando proprio negli scorsi mesi, quando ha raggiunto quasi la piena, fa paura, insomma, certo. No? Sì, dicevamo che oggi le zone artigianali hanno un'estensione importante, poi abbiamo cementificato dove non dovevamo, quindi abbiamo creato delle piste ciclabili che sono una cosa importantissima, le piste ciclabili per mettere in sicurezza, ma che hanno chiuso di fatto dei fossati, quindi anche una piccola manutenzione ha grossa importanza. Abbiamo creato tantissime rotonde, alcune utilissime, e quindi hanno abbassato quello che è il rischio viabilità, ma contemporaneamente abbiamo cementificato, quindi questo è un altro problema fondamentale. Oltre a questo dobbiamo considerare la manutenzione delle rive, perché non possiamo oggi dire va bene, approviamo, ammesso che l'iter vada avanti, approviamo un progetto di questo genere, importantissimo per la manutenzione, per la sicurezza, e ci dimentichiamo di quella che è la manutenzione ordinaria. No, va fatta la manutenzione perché è importante, corriamo il rischio di trovarci fra 7 anni, 8 anni, quando verrà completata l'opera, con un'importante opera che è stata completata, però le rive che sono con l'approdo, quindi non possiamo farlo. E di questo se ne deve occupare il consorzio di bonifica, no? Sì, consorzio di bonifica, genio civile, a seconda dell'importanza delle rive, dei fiumi stessi, attraverso sempre però la Regione, che è la Regione che dà questo incarico, che delega questi enti alla manutenzione, la riparazione. Ecco, in questi giorni c'è la possibilità di chiedere dei finanziamenti europei, certo. No? Rientrano anche questi lavori, in particolare quello dell'idrovia? Assolutamente sì, la Regione in effetti al nostro incontro, e poi l'ha dichiarato nei giorni scorsi, dovrà presentare all'Europa questo progetto nei tempi utili per ricevere, quindi se avrà le caratteristiche di un progetto interessante, che oltre che scolmatore di acqua anche idroviario, e quindi con passaggio di navi, con classe standard europea, quinta, potrà ricevere un finanziamento dall'Europa che credo arrivi attorno al 30% dell'opera stessa. Ma la domanda dovrà essere presentata entro quest'anno, no? Certo, entro il 31/12 l'iter deve essere completato, quindi c'è urgenza in questi termini. Noi come comitato abbiamo riunito altri comitati proprio per fare pressione sulla Regione, lanciamo un appello all'assessore regionale
e a Zaia perché quest'opera finalmente venga fatta. Ecco, l'assessore regionale nel caso in cui verrà nominato naturalmente, perché non c'è ancora, a meno che lei non si riferisca a quello dell'ambiente, Che è il nostro interlocutore in questo momento. Privilegiato, certo, però insomma c'entra molto anche quello giustamente Certo. alla viabilità e alla mobilità. Beh, direi che possiamo interromperci qui, noi appunto abbiamo ospitato il comitato proprio anche per lanciare questo appello, però c'è ancora molto da dire sui problemi che rimangono nella Riviera del Brenta indipendentemente dall'idrovia, ne parleremo nella prossima puntata, seguiteci. Arrivederci.